Mario Conte me l'ha chiesto, lo conosco, lo stimo e penso che per la mia città questo si possa fare. Questa è la versione del governatore, protagonista ieri sera alla prima puntata di Ring, il nuovo talk politico di Antena 3. In realtà tra i corridoi del Capatare da tempo si sperava di calare questo asso nella manica del segretario provinciale. Del resto Coin, a proposito di passi indietro, ha rinunciato al suo candidato per quello di bandiera e il sostegno della lista Zaia al ragazzo del 99 Mario Conte veniva definito come il minimo sindacale contro l'attuale sindaco Giovanni Manildo, che a consensi pare goda di ottima salute. Del resto, come si dice in politica, un secondo mandato non si nega a nessuno, anche se nel caso di Treviso il consenso sarebbe più per la persona che per l'esponente renziano del Partito Democratico. Non a caso, alla lista del governatore, il centro-sinistra contrappone quella del sindaco. Non vedrete mai una presentazione di una candidatura mia, non lo è stata con le primarie del 2013, tantomeno lo sarà adesso con segreteria di partito, con uno schieramento di figure di partito. Io voglio connotare la continuazione con un forte senso forte civico, fortemente di appartenenza a Treviso, quindi una lista del sindaco, una lista civica con il nome del sindaco, ma dico risponde a questi criteri.